È il ginecologo Nicolò Termine, 59 anni, sposato e padre di 2 figli, il nuovo sindaco di Cattolica Ereclea. È stato eletto con 1424 voti, il 57,51%, candidato nella lista Ricostruiamo il Paese, composta da PD, Grande Sud, UDC, IDV e Società Civile. Termine che 5 anni fa perse per pochissimi voti contro l'architetto Cosimo Pino, si è preso una bella rivincita, battendo questa volta l'esperto di comunicazione Giuseppe Di Benedetto della lista Primavera, sostenuta da FLI, MPA, PDL e Società Civile, che ha preso 529 voti, il 21,36%, e il commercialista Giovanni Gentile, candidato della lista Cattolica Ereclea Libera, nata in alternativa al sistema dei partiti, che è arrivato al terzo posto con 523 voti, il 21,12%. Ringrazio tutta Cattolica, sono felice e onorato e sarò il sindaco di tutta la popolazione, di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato. Dobbiamo dare una svolta a questo nostro paese. Grazie. A chi dedica questa vittoria? La dedico a mio padre, alla mia famiglia, a tutta Cattolica. Il Partito Democratico ha raggiunto un grande risultato perché ha lavorato e ha fatto una lista di grandi candidati che hanno lottato per portare Nicolò Termine alla grande vittoria. Innanzitutto devo ringraziare chi mi ha che ha sostenuto me e che ha sostenuto il sindaco, perché è una persona che merita tantissimo, perché rappresenta la disponibilità, la correttezza e l'onestà. Io mi impegnerò personalmente, soprattutto il mio pensiero è rivolto a tutti quei ragazzi, perché io sono una di loro e sarò sempre in prima linea con loro. Dobbiamo lavorare con grande determinazione per risolvere i problemi atavici di questo paese. E penso che Nicolò Termine abbia un programma, ma soprattutto l'intelligenza di poter risolvere questi problemi. Questo è l'augurio che faccio a Nicolò Termine, alla sua giunta, al Consiglio Comunale, ma soprattutto a questa massa enorme di cittadini che ci ha riservato questo grande successo elettorale. Rappresenta la vittoria di una grande svolta politica in questo Paese. E Nicolò l'ha interpretata bene, sapendo coagulare attorno a sé il voto del Partito Democratico, il voto del Grande Sud, il voto dell'UDC e farlo diventare proposta politica. La gente ha creduto a questo progetto e noi lo sosteniamo fino in fondo.